Quando due persone si sentono di essere la metà dell'altro, si pensa di essere in qualche modo complici. Invece è essere uniformati a questa società che chiede che la coppia sia di consona e uguale sintassi. Invece la realtà dei fatti è unire ciò che uno dice e mezzo per fare l'uguale, la somma. Ciò è di superiorità come è vera tra i due. La coppia in verità non è mai pari, evidenzia il fatto che la donna prevale in ogni iniziativa, predisposta per avere intuito e una buona dose di connettività verso ciò che sia relazioni con gli altri. L'uomo è di supplemento o sostegno, dà credibilità alla sua amata per ovvie ragioni, quali se non che lei vuole e appartiene al mondo emotivo. L'amore, a prescindere da ambo le parti, è equivalente, ma si distingue per molteplici versioni di fatti dovuti in sostanza a ciò che distingue una madre da un padre. Quindi per ovvi motivi si può dire e sostenere che non sono e non saranno mai l'uno metà dell'altra. Complici è un cazzo. Mi asseconda chi arriva prima, lui asseconda chi arriva prima tra i due. Schemini mentali o computer o robot?